L'avvocato agrigentino Giuseppe Arnone, indagato per estorsione nei confronti della collega Francesca Picone dopo essere stato scarcerato dal Tribunale del Riesame, ha convocato ieri la stampa per spiegare le sue ragioni, assieme ai legali che lo assistono, Arnaldo Faro e Carmelita Danile. Un'occasione per difendersi, parlare alla città, annunciare l'uscita di un suo libro su questa vicenda, ripercorrere anche le tappe della sua vita, non solo di avvocato, ma di uomo battagliero, combattivo e colorito, come si è definito. La storia è semplice. Io ho tutelato gli interessi di una madre, di un bambino su sedia a rotelle e di un altro minore con le stampelle. E i carabinieri hanno accertato in un rapporto che in procura per oltre 1 anno e mezzo si è perso, guarda caso, che la mamma di questi 2 minori disabili con questi enormi problemi aveva subito 2 estorsioni dall'avvocatessa Picone. L'avvocatessa Picone, tramite l'avvocato Galluzzo, mi contatta, mi fa dire di essere pentita del male che aveva realizzato e che vuole essere aiutata a redimersi pagando il risarcimento del danno alla mamma dei disabili e chiedendo che non ci costituiamo di parte civile e la aiutiamo a poter continuare a vivere facendo l'avvocato. Questo le viene concesso all'avvocato Picone, che a fronte di tanta generosità ritiene di preparare un tranello nel quale cadono o in buona fede o in malafede, poi si vedrà, la pronunzia del riesame è chiarissima, le autorità giudiziarie agrigentine, mentre il procuratore capo Patronaggio era a Roma. Poi vi è tutta la parte che riguarda il mio scontro col giudice che mi ha arrestato. Anche lì le carte sono ormai a Caltanissetta. Invece cosa mi dice riguardo al fatto che lei, mentre era ai domiciliari, è stato autorizzato ad andare in tribunale, come è lecito che faccia, per assistere da imputato e poi ha svolto anche la figura di legale difensore? Io ho fatto ciò che mi ha detto di fare il giudice che in quel momento mi aveva in custodia. L'errore, che costerà molto denaro allo Stato, lo ha fatto ancora una volta il giudice Provenzano. I fatti sono semplicissimi. Io vengo autorizzato ad andare in tribunale per 2 processi a mio carico. Uno è alle ore 10 e uno è alle ore 12. Il giudice Miceli chiama il processo delle 10 e poi mi dice: avvocato, adesso rimanga qui che alle 12 chiamo il secondo processo. Alle 11 vi era un processo dove io ero difensore. Allora il giudice apre il verbale di quel processo e mi dice: avvocato, lei è presente, non è sospeso dall'ordine, quindi mi deve dire cosa devo scrivere. Rinunzia al mandato o assiste la sua cliente? Per quanto mi riguarda, lei può assistere la sua cliente perché non è sospeso dall'ordine degli avvocati ed è qua dentro con tanto di autorizzazione. E io dico: giudice, se lei ritiene che io posso assistere, assisto la mia cliente. Tutto assolutamente lecito, che costerà molti ma molti soldi a chi mi ha mandato in carcere con un provvedimento che da tecnico dico che è semplicemente aberrante.